Nuovo caso positivo al Covid-19, ieri sempre a Casteltermini, dove sembra che un focolaio si sia acceso in questi giorni, con persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e che potrebbe ancora allargarsi anche in qualche altro comune limitrofo per via degli spostamenti lavorativi di qualche componente della famiglia e degli esiti di altri tamponi ancora in lavorazione. I casi attualmente ufficiali comunicati nel report dell'azienda sanitaria di Agrigento sono 115 su 36.141 tamponi effettuati fino a ieri. Aumentano i soggetti guariti dal virus, salendo a quota 55, 35 quelli posti in quarantena, 11 quelli ricoverati nei vari ospedali siciliani e fermo sempre a 11 le persone decedute. In Sicilia la nostra provincia registra sempre 129 casi, in aumento è sempre la provincia di Catania, arrivando a 706, con 11 casi in più per via dell'RSA di Caltagirone. Messina 397, 11 in meno, Enna sale di 5 unità andando a 321 casi, Palermo pure di 4 unità e va a 358 e aumenta di 4. Caltanissetta aumenta di 4 portandosi a 119, Ragusa in aumento di 2 unità e va a 62, Siracusa di 1 salendo a 97, Trapani costante ferma a 112 casi. I guariti salgono a 412, 24 persone in più, mentre i deceduti a 213. I nuovi casi positivi si attestano a 43, i contagiati di 14 unità. Degli attuali 2.301 positivi, 510 pazienti ricoverati, meno 25, di cui in terapia intensiva 34, uno in meno, 1.791 sono in isolamento domiciliare, con un aumento di 39 unità. Intanto continuano i momenti di solidarietà. Stamani una donazione di una barella di biocontenimento è stata fatta dai notai della nostra provincia all'ospedale di Agrigento. Sentiamo in merito il presidente dell'ordine, Claudia Gucciardo. I notai della provincia di Agrigento, fedeli alla propria vocazione di servizio alla comunità ed animati da spirito di solidarietà, hanno voluto esprimere con un gesto tangibile la propria vicinanza alla collettività e ai territori nei quali operano. Infatti, attraverso la donazione di euro 10.000 vogliono collaborare concretamente con il personale sanitario e con tutti i volontari che con spirito di sacrificio stanno affrontando questa grave emergenza sanitaria, procurando l'acquisto di una barella di biocontenimento di cui la provincia di Agrigento era priva e sperando in tal modo di concorrere alla cura delle persone e all'approntamento di strumenti sanitari che possano essere di ausilio ai medici e a tutto il personale sanitario che sentitamente ringraziano.